Buongiorno, sono la dottoressa Elisabetta Balestro dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia e referente per l'azienda ospedale Università di Padova di Ern-Lang. Ern-Lang rappresenta una rete europea che mette in comunicazione centri di eccellenza e permette di condividere pazienti e soprattutto esperienze nei confronti di malattie rare e complesse, in particolare del polmone. L'azienda ospedale Università di Padova ha ricevuto l'accreditamento per ben 22 su 24 ERN e in particolare Ern-Lang si occupa di malattie quali fibrosi polmonare e sarcoidosi che rappresentano a tutt'oggi una sfida per il professionista, una sfida sia diagnostica che terapeutica. Partecipare a Ern-Lang rappresenta oggi un'opportunità per condividere i percorsi nei confronti di questi malati, che si devono avvalere di un team multiprofessionale e multidisciplinare di esperti, in particolare di anatomopatologi, di radiologi esperti, di una chirurgia toracica, per permettere una diagnosi tempestiva e una cura appropriata nei confronti di questi pazienti e soprattutto nel tentativo di migliorare la loro sopravvivenza e migliorare la qualità di vita. Far parte di Ern-Lang ci porta anche a contatto con numerose iniziative, sia a livello locale, nazionale, ma anche europeo, volte a migliorare la conoscenza nei confronti di queste malattie e volte anche alla partecipazione di trial clinici sperimentali che permettano l'utilizzo di nuovi farmaci. Inoltre ci permette anche di promuovere e di portare avanti ricerche cliniche e di base che abbiano lo scopo di poter trovare con dei risultati ottimali una cura personalizzata nei nostri pazienti.